Guarda chi si vede, chi arriva. Lo compare va con mare, Giorgio e Consigli, quelli sono stati a Napoli stamattina. Compa, come stiamo eleganti? Si fa quel che si può. Eccoci qua, com'è? Entrate. Quando siete arrivati? No, proprio. Ma siamo stanchi di che maniera? Siamo arrivati 6 stamattina a Napoli e fino a mo' non ci siamo riposati neanche un momento. Ho detto facciamo una tirata, va? Passiamo prima per Don Vincenzo, la portiamo alla sfogliatella, poi ci ritiriamo e ci corichiamo. Che hai portato? Che hai portato? Sfogliatella, l'hai presa da pintare, presente, sono ancora caldo. Sapendo che andavano a Napoli ci ho detto di portarveli. Sempre fastidio da compare, sempre Niente fastidio. te pare, va. Entra, compare, entra, è Grazie. casato. Entra con sì, entra. Sta più fresco dentro che fuori. Proprio. Siete con sì, ci riposiamo un pochettino, eh? Ah, mamma mia. Margherita mia mi sente la capa stunata. Per Napoli non si può camminare. Ma io dico da dove escono tanta cristiana? Quanta tram, quanti fotomobili e poi non stonamento. Tu vai per camminare per una parte, niente. A sinistra. No, io non sapevo che era, quello l'avevano proprio con me. No, guardi, si è messa a strillare e mi ha detto, lei piedona, a sinistra. Ma avesse saputo con me, va bene, ma vicino a mia moglie piedone. Quello c'ha un piedino tantino, poi le strisce, le catene, sembra un animale feroce, belva vicino, belva. Forse hai sentito male, piedone. No, ha detto proprio piedone. E poi Margherita mia, che scandalo! Tu vedi camminare le femmine nude con le vesti azzeccate addosso che si vede tutte cose. Così pazzo, talmente strette, fasciate che ci sembrava un pellicola. Tutto pitturato. No, io per me dico che la donna onesta non si deve pittare. E sentite, se a Napoli vanno di questo passo, se stanno fresche, stanno. No, che c'entra? E quello poi a Napoli come fosse una moda, si pittano tutte quante. No, la vera signora no. Per esempio noi a Napoli siamo stati a mangiare alla casa dello Marchese Pigno. Quello è una casa nobile, o no? Quelli c'ha le figlie signorine, le sorelle. A tavola c'erano tante signore. E in faccia non c'avevano nemmeno un poco di polvere di cipria. Ma già, quello poi è una famiglia nobile vera. Ma che lo dici a fare? Come se non si sapesse, sì. Non hai inteso come ti ha detto quando ce ne siamo andati? Dice, siete. Dice, tu sei stata la balia di mio figlio e sempre che venite a Napoli le porte della mia casa sono aperte per voi. Tiene un cuore tanto, vicino, Ma io però l'ho fatta restare con la bocca aperta. Ci ho portato 50 uova e un paniere, 2 muscarelle che poteva andare davanti all'urri. E per forza ci ha voluto far rimanere a mangiare con loro. A tavola mi hai fatto fare quella figura. Io sapevo questo. Poi stavo mezza stunata, mezza tanta signora, mi metteva vergogna pure in mamma. Perché? Che ha fatto? No, veramente ci sarebbe capitato chiunque. Ecco, guarda, dopo aver mangiato un sacco di unguacci, che ti dico la verità, mi hanno fatto voltare lo stomaco. Che il mangiare è cattivo? No, cattiva, no, ma te lo devo dire. Noi siamo abituati di un'altra maniera. Per esempio, è uscito il pesce, una spigola di questa maniera che odorava di freschezza. Io mi sono preso una bella mollica, sai, senza nemmeno una spina, e ho pensato, io qua con un solo Dio mio. Quello passa un cameriere, a occhio, sai, senza farsene accorgere, Vince, come un ladro. Ha preso una cucciaia di roba gialla e chiacchiera e me l'ha buttata sopra. L'avrei uccisa a quella carogna, e chi se l'è mangiata più? Come me l'ha messa davanti, così se l'ha portata via un'altra volta. Capisci? Quella roba gialla, molla, con mia moglie che ha fatto la balia per tanti anni, mi ha fatto impressione, mi ha fatto talmente voltare lo stomaco. Il marchese se ne è accorto però, sai? E dice, Giorgio, ma perché tu non mangi? Non tengo appetito. Quando siamo arrivati alla frutta, il cameriere ha messo davanti a tutto quanto una ciotola di vetro con l'acqua dentro e una fetta di limone. Ne dico io, è vero. Tu vuoi aspettare per vedere gli altri che cosa fanno? No, mia moglie ha preso la fetta di limone e se l'è mangiata. Ma io sapevo questo. E pochi gente l'hai mangiata pure tu. E si capisce, ho visto a te, ma pensavo che tu lo sapevi, no? Ci ho messo un po' di sale, un po' di pepe, l'ho mangiata pure io.
Indovini quella roba perché serviva? Guarda un po', lo vuoi imparare a me? Io sono stato a Napoli in tante case ricche, ho mangiato, come no? E quella è l'acqua con il limone dentro. Acqua calda con limone. Con la mezzo limone. Mezzo limone. E quello serve per pulizia. Ah. Io sì, quello esce all'ultimo proprio. All'ultimo di tutto. E per non dare fastidio in casa, quando è all'ultimo ognuno si pulisce la forchetta azul. Non signore, quanto mai? Con l'acqua e il limone si lavano le mani. A tavola. A tavola. A tavola. A tavola, figurati, quando ho visto che tutti quanti si lavavano le mani, un altro poco moriva. Ma sono fatto di 100 colori, tutti quanti ridevano. E insomma, allora ho preso fiato quando mi sono messo dentro il tram per tornare al paese. La verità, proprio non ce la facevo più. Anzi, consi andiamo via, va. Sì, perché prima di tutto mi sento stanca veramente. E poi mi voglio fare 2 maccheroni, aglio e uogli che tengono la fame che me la vedo con l'occhio. Io sono rimasto digiuno là sotto. Io in corpo c'ho una fetta di limone e acqua calda. Io. Io l'ho bevuto, vinceva l'acqua calda. bevuto. Me l'ho bevuto, ho fatto prima di tutto. Andiamo così, va. Non c'è, andiamo, ciao. State buono. Ciao, ciao, State ciao. buono. Ci vediamo domani. Arrivederci, arrivederci. Grazie per le Niente, per sfogliatelle. carità, state buone Va vicino. bene, buonasera. Ara consiglio, lo marchese sarà una bella casa, sarà nobile come vuoi tu, ma li maccheroni che mi vado a mangiare io, lui non mi vede nemmeno pittare, vede? Faccio gli spaghetti che ti appetito. Adesso mi sazio, Faccio gli spaghetti. andiamo, va. Fatta buona. Senza complimenti, se vuoi favorire ne faccio 2 di più. Buonasera. State buono. Compà, non ci andare più a Napoli. State al paese tuo. Ma che bei tipi.